Si tratta di briciole perché purtroppo non danno la completezza e contezza di quello che è stato il grave danno subito. Siano stati fatti richieste di risarcimento danni dai comuni di Malo, Isola Vicentina per 16 milioni, quindi 26 milioni sono poco più di quello che è il ristoro per questi due comuni. Insomma, da Roma arriva alla Regione Veneto una cifra irrisoria, quei 26,1 milioni per coprire le spese dei danni riportati dal maltempo dello scorso maggio, che ha messo in ginocchio un intero territorio e chi amministra i comuni interessati, abbiamo sentito, è molto preoccupato. Io spero che questa sia una prima tranche di quello che è stato richiesto dal governatore Zaia, i 127 milioni di euro se non mi sbaglio, arrivano per dare un primo ristoro per quelle che sono state le prime spese e l'assistenza immediata alla popolazione e il ripristino immediato delle infrastrutture realizzate che hanno subito dei danni. Sicuramente non sono sufficienti. Allagamenti, frane ovunque, seppur in misure diverse da Marostica, dove il territorio è stato martoriato da decine di smottamenti, come vi abbiamo riportato nei nostri TG, a Mussolente. Qui abbiamo avuto soprattutto il problema legato alle difficoltà dei residenti, quindi dei cittadini e delle imprese che si sono trovati sott'acqua. Resta osservata speciale una via, nello specifico via Francesco Petrarca. In questo momento sì, perché lì abbiamo avuto un paio di smottamenti, su uno dei quali si sta già intervenendo, e sul secondo si interverrà prossimamente. E proprio il vice sindaco di Mussolente è lapidario. Bisogna puntare sulla prevenzione e investire su di essa. Spero veramente che queste non si vada a discutere solo sulle cifre che servono per andare a riparare i danni, ma si possa discutere su quelle che sono delle opere strutturali che possono servire per evitare queste situazioni. Io spero anche attraverso i fondi del PNRR se ci potranno essere delle situazioni per evitare di arrivare al conteggio di danni.